Premiazione 50 metri d'orso categoria ragazzi femminili, terza classificata con il tempo di 34 e 48 nota per Kira Club Emma Calabrese. Seconda classificata con il tempo di 33,96 nota per la Zulu Irene Migliotti. Prima classificata con il tempo di 31,53 nota per Ita 12,001 Emanuela Pietrarossa. Giada Marchese e Giada Di Santo, Caterina Amara in zona podio, grazie. Ripeto, Giada Marchese, Giada Di Santo e Caterina Amara, zona podio. È partita in questo momento la seconda serie dei 100 metri farfalla categoria unica femminile. Amara Caterina, cortesemente in zona podio, Amara Caterina per la premiazione, grazie. Premiazione 50 metri d'orso categoria unica femminile, terza classificata con il tempo di 31,70 nota per la Poseidon Swim Caterina Amara. Seconda classificata con il tempo di 30,45 nota per Cuspalermo Gaia Di Santo. Prima classificata con il tempo di 29,77 nota per Tennis Club Palermo 3 Giada Marchese. Zona podio per Alessandro Blanca, Fabio D'Urso e Francesco Russo. Ripeto, Alessandro Blanca, Fabio Russo e Francesco Russo in zona podio, grazie. In questo momento è in acqua la prima serie dei 100 metri farfalla categoria unica femminili.
atleti dei 100 metri da farla categoria ragazzi maschili. Alessandro Blanca, Fabio Russo e Francesco Russo in zona podio. Stessa cosa per Lorenzo Mucchiara, Diego Magrini e Riccardo Sidotti, grazie. Operanno nella terza serie. In corsa 1 Daniele Grasso, Lorenzo Spinale, corsa 3 Alessio Di Salvo, alla 4 Sebastiano Zanini, corsa 5 Mauro Nudo 6 Federico Santoro, alla 7 Salvatore Gatto, corsa 8 Vincenzo Picchio. Dimensione 50 metri d'orso categoria ragazzi maschili. Terza posizione con il tempo di 30 e 66 la Poseidon Swim con Francesco Russo. Secondo classificato con il tempo di 30 e 19 nota per la Poseidon Swim, D'Urso Fabio. Primo classificato con il tempo di 29 e 36 nota per la Swim Blu, Alessandro Blanca. In zona podio Lorenzo Mucchiara, Diego Magrini e Riccardo Sidotti, grazie. Lorenzo Mucchiara in zona podio cortesemente, Lorenzo Mucchiara in zona podio per la premiazione, grazie. Piazzate a 50 metri d'orso categoria unica maschili, terzo classificato con il tempo di 27,05 nota per la Power Team Messina, Riccardo Sidotti. Secondo classificato con il tempo di 26,68 nota per la Poseidon Swim, Magri Diego. Primo posto con il tempo di 26,02 nota per Sicilia Nuoto, Lorenzo Mucchiara.
In zona podio cortesamente Giorgia Rinaldi, Ginevra Costanzo, Sofia Izzo, Ludovica Latta, Giulia Nicchitta e Andrea Di Betta. Corsia 1, Alessandro Saporita, Alessandro Rizzo, Corsia 3, Omello, Merano alla 4, Raffaele Parisi, Corsia 5, Andrea Di Piazza alla 6, Vigno di Parenti Salvatore, Corsia 7, Lo Fermo alla 8, Matteo D'Amico. Giorgia Rinaldi, Ginevra Costanzo e Sofia Izzo in zona podio. Premiazione 100 metri farfalla categoria ragazzi femminili, terza classificata con il tempo di 1:14 e 07. Gabriella. Premiazione 100 metri farfalla categoria ragazzi femminili, terza classificata con il tempo di 1:14:07, nota per Cus Palermo, Sofia Izzo. Seconda classificata con il tempo di 1:09:44, nota per Poseidon Swin, Ginevra Costanzo. Prima posizione con il tempo di 1:37:52, nota per la Poseidon Swin, Giorgia Rinaldi.
100 metri farfalla, corsia 2 Manfredi Musimano, Gabriele Zanzetta, corsia 4 Giulio Gianna Tamara, 5 Antonello, corsia 6 Alessandro Luca Paolo, 7 Giulio Primario. Ludovica Lampa, Giulia Nicchitta e Ambra Di Betta, completamente in zona podio. Promozione 100 metri farfalla, categoria unica femminile. Terza posizione con il tempo di 1:07:74, nota per la polisportiva Mimmo Ferrito, Ambra Di Betta. Seconda classificata con il tempo di 1:05:49, nota per la Mimmo Ferrito, Giulia Nicchitta. Prima classificata con il tempo di 1:03:11, nuota sempre per la polisportiva Mimmo Ferrito, Ludovica Lampa. Voteranno nella prima serie corsia 1 Luca Longo, 2 Bruno Guarcotta, corsia 3 Leonardo Luisi, nella 4 Gianmarco Grifo, corsia 5 Giovanni Fioretti, alla 6 Francesco Mangione, corsia 6 Fernando Sportaro, alla 8 Andrea Capistani. In zona podio cortesemente Raffaele Parisi, Andrea Di Piazza e ignoti parenti Salvatore cortesemente. Andrea Di Piazza e ignoti parenti Salvatore in zona podio, grazie ragazzi. Premiazione 100 metri farfalla, categoria ragazzi maschile. Terzo classificato con il tempo di 1:00:65, nuova per la Sicilia Nuoto, Salvatore Ignoti Parenti. Secondo classificato con il tempo di 1:00:08, nuova per la polisportiva Mimmo Ferrito, Di Piazza Andrea.
57-45 nota per la Watersania Raffaele Parisi. Ringraziamo e conduciamo. Ringraziamo i giudici, i cronometristi per queste 2 giornate intense. La manifestazione si è conclusa, li congediamo e vi auguro buona serata a tutti quanti. Noi proseguiremo con le premiazioni. Zona podio cortesemente Gianmarco Grifon, Giovanni Pulvirente, Leonardo Chisari. Sono stati ritrovati i tesserini di Grifon Gianmarco. Giulio della Mimmo Ferrito. Ragazzi, venite a prendere i vostri tesserini. Grifon Gianmarco e Garofalo Giulio. Gianmarco Grifon, Giovanni Pulvirente e Leonardo Chisari, zona podio, grazie. Premiazione 100 metri farfalla categoria unica maschili, terzo classificato per il tempo di 57-55, ruota per la Poseidon Swim Leonardo Chisari. Secondo classificato per il tempo di 54-78, ruota per la Poseidon Swim Giovanni Pulvirenti. Primo classificato con il tempo di 54,60, ruota per la Power Team Messina Gianmarco Grifon. Gianmarco deve venire a ritirare anche il tesserino. Terza classificata con un totale di 397,50, Lita 12,01.
tutti la polisportiva Mimmo Ferrito. Prima classificata con un punteggio di 1444 punti, la Poseidon Swim. Ringraziamo tutta la società per aver partecipato a questo primo trofeo Halloween. Grazie mille ai tecnici e agli atleti. Ringraziamo nuovamente tutti. Si è conclusa la manifestazione, il primo trofeo Halloween. Auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata, buon rientro e buona cena. Grazie nuovamente. Ricordo ai ragazzi di liberare le gradinate per far lavorare gli addetti all'impianto. Grazie mille.